Musica per le nostre orecchie, musica per l'Associazione delle Province Italiane e musica per il sottoscritto che sin da sempre ha detto che questa è una riforma sbagliata. Province si cambia ancora, così come prospettato in campagna elettorale, il nuovo governo ribadisce di voler mettere mano alla riforma del Rio. Credo che sia necessario ricreare il soggetto provincia che debba essere eletto nel suo presidente e nel consiglio con un'elezione diretta, ha annunciato dalla Lombardia il ministro per gli affari regionali, il leghista Roberto Calderoli, che definisce determinante la ridefinizione di un soggetto intermedio fra regioni, comuni grandi e piccoli. La del Rio, aggiunge Marcon, aveva illuso i comuni minori di poter trasformare le province in un ente che li potesse supportare, ma in realtà le ha svuotate di risorse e competenze. La riforma è questa, dobbiamo tornare a dare alle province le potenzialità per sopperire alle mancanze dei comuni, dotandola tra l'altro anche di un organo pienamente legittimato dai cittadini e che possa svolgere a tempo pieno le funzioni chiamato a fare. Quindi si dovrebbe tornare all'elezione diretta del presidente. Certamente è fondamentale, insomma, un esercizio di democrazia che negli enti locali citati in Costituzione viene meno solo per l'ente provincia. Al governo l'appello di fare presto e di far tesoro dell'esperienza acquisita nella ridefinizione delle province, che non devono però essere del tutto uguali al passato. Proprio come prima no, forse, però con gli aggiustamenti e con l'esperienza vissuta in questi 8 anni, secondo me daremo al Paese, daremo ai territori un ente che ha fatto un passo in più.